Cari amici di Venezia Channel, amici di Ice Veneto, amici di Ice Vicenza, delegazione di Vicenza, sono qui in compagnia di una persona importante perché è appena diventata da qualche mese delegata provinciale appunto di Ice Vicenza, Paola Bonomi. Ciao Paola. Ciao, benvenuti, buongiorno a tutti. Siamo in un bellissimo contesto, alle nostre spalle qui una villa che è stata aperta appunto per l'occasione di questa manifestazione che si chiama Gustus Bellico, che è un po' una delle manifestazioni più importanti della delegazione di Vicenza, no? Sì, siamo partner ormai da qualche anno con il Consorzio dei Colli Iberici e partecipiamo ben volentieri a questa manifestazione perché rappresenta tutto il nostro territorio non solo a livello enologico ma anche gastronomico. E appunto abbiamo anche potuto fare delle belle degustazioni a tema proprio su questi vini. Perché qui siamo praticamente su una zona particolare, siamo sulla Riviera Bellica, una delle perle del Veneto, una delle perle della provincia di Vicenza, dove ci sono numerose ville del Palladio, ville palladiane e quindi è una meta turistica tra le più frequentate e insieme con il turismo noi ovviamente riusciamo ad abbinare quelle che sono le eccellenze appunto enogastronomiche. Il bellissimo rosso, che infatti io vedo qui, eccolo qui, che ecco, dici qualcosa di questo rosso così, come dire, acclamato anche, perché ha una particolarità importante, no, questo rosso qui. Certo, innanzitutto quando parliamo di Colli Iberici dobbiamo sicuramente parlare del Thai, il Thai rosso che lo caratterizza. Lo troviamo particolare in questa zona qui, anche se comunque ha dei fratelli ben più famosi, ben più noti come il Grenache, il Garnacha, il Cannonau. Qui si esprime in modo particolare perché comunque dà sempre una bella struttura, una bella alcolicità, ma soprattutto quella nota balsamica che è proprio tipica di questi terreni misti argillosi e comunque ricchi anche in alcune zone di magnesio e di potassio. Un vino che ha anche parecchie anime, perché ovviamente come sappiamo bene i vini interpretano anche i territori su cui nascono e crescono e anche naturalmente, come dire, l'impronta della cantina che lo produce, e che quindi si prestano ad abbinamenti diversi. Lanciamone 2 o 3 più che altro così veloci e semplici. Allora intanto abbiamo un paio di cantine che lo fanno rosé, quindi una versione spumantizzata. Interessante è quello non particolarmente strutturato, tipico proprio di questa zona, che viene tranquillamente abbinato al baccalà alla vicentina, per poi avere dei Thai, quindi delle interpretazioni ancora più diverse, che danno vino più strutturato e anche con una certa longevità. Infatti abbiamo avuto una bella verticale di Thai che si è tenuto proprio qui sabato e abbiamo potuto assaggiare dei Thai del 2005, 2007, 2009 ancora perfettamente Integri in forma. Integri in forma, esatto, sì. E quindi questo è molto importante perché abbiamo quindi una varietà che, come abbiamo visto, partiamo da versioni con le bollicine, quindi potrei dire più così di compagnia, fino a versioni man mano che ci permettono di riflettere con un bicchiere in mano. Assolutamente sì.